Open market significa riscoprire il mercato di tradizione e qualità ed è il titolo di un progetto di cooperazione interterritoriale realizzato da 4 GAL veneti. Il GAL Bassa Padovana come soggetto capofila, il GAL Patavino, il GAL della Pianura Veronese e il veneziano GAL Antico Dogado. Il progetto mira al rilancio del piccolo commercio negli spazi tradizionali, ovvero, come recita la dicitura integrale del titolo, città storiche, mercati rionali e contadini tra piazze, corti e barchesse. È un progetto articolato che parte dall'idea di valorizzare il prodotto del territorio, quindi non solo il prodotto alimentare e agricolo, ma anche l'attività artigianale e quei commercianti che vendono i prodotti locali, e che vuole nello stesso tempo valorizzare luoghi di incontro come questa barchessa in cui siamo oggi, ma che può essere una piazza, può essere una corte, e vuole ritrovare il senso del mercato, che è quello non solo di acquistare un prodotto, cosa che avviene nei centri commerciali, ma anche di socializzare e quindi scambiarsi opinioni, idee e confrontarsi sul tutto. Un progetto dal valore complessivo di circa 1 milione di euro finanziati attraverso i fondi europei del programma di sviluppo rurale 2007-2013. Primo risultato tangibile del progetto Open Market, la riqualificazione della barchessa di Villa Miari de Cumani, nel comune di Sant'Elena in provincia di Padova, che d'ora in poi ospiterà il mercato dei prodotti tipici. Riqualificazione di spazi ma anche di prodotti. Nei mercati Open Market infatti vengono venduti prodotti rigorosamente locali, selezionati sulla base di un disciplinare. I mercati del progetto Open Market in particolare si riconoscono da uno speciale logo adottato a seguito di un concorso di creatività che ha visto la partecipazione di oltre 70 proposte. Questo logo cappeggerà non solo sulle bancarelle, ma ci saranno anche delle bandiere, dei roller, eccetera, e quindi andremo a individuare immediatamente all'interno del mercato quelle bancarelle che vendono i prodotti del territorio. Le iniziative si ripeteranno all'interno dei singoli GAL con l'interscambio di esperienze e di prodotti. Quindi noi ospiteremo produttori che verranno da Verona come da Venezia, e noi andremo a Venezia e a Verona per proporre i nostri prodotti. E anche questa è un'idea per far conoscere i nostri prodotti a tutti i consumatori.